Ciao bellissimi, bentornati. Oggi vi ho portato in un posto speciale. Lo so, dico sempre che vi porto in un posto speciale, però il fatto è che sono luoghi che mi emozionano un sacco. Oggi siamo a Cornappo, una frazione del comune di Teipana. Mondi, scusi, posso chiederle al volo? C'è qualche escursione, qualcosa in particolare? Ho visto qua i cartelli, adesso pensavo di seguirli. C'è una che mi consiglia, magari più panoramica o più interessante? Un po' prima, a 875 metri, c'è la sorgente del Cornappo, del torrente. Ah, questo può essere interessante. Perché quando arrivi su, si chiama Fonti San Giovanni, o San Giovanni. E quando arrivi su c'è tutto un pezzo di roccia bianco, cioè molto bello. Ok, perfetto. Le altre passeggiate le fai un po' alla volta. Sì, esatto, tornerò. Grazie, buona giornata. Bene, seguiamo il consiglio dell'abitante qua di Cornappo, ma prima finisco quello che vi stavo dicendo, cioè che ho deciso di venire qua perché Cornappo è anche il nome del torrente che scende fino a Nimis e si butta nel Torre. Ed è un torrente al quale sono molto affezionato perché ci ho fatto il bagno 1000 volte da bambino, ma anche adesso. Il percorso in sé è molto semplice, mi ha spiegato che bisogna proseguire seguendo la strada principale e poi la strada stessa diventa una pista forestale. Di qua si può andare anche a vedere la cascata del Cornappo, 40 minuti in caso lo facciamo dopo se c'è ancora tempo. Adesso invece andiamo a vedere le sorgenti del Cornappo. E qui la strada asfaltata diventa già pista forestale. Non ci sono bivi, è proprio tutto dritto, impossibile sbagliare. Località che ho scelto in maniera completamente casuale, si rivela piena di spunti, di cose da vedere. Anche laggiù vedo che c'è un cartello, adesso vediamo cosa c'è scritto. Cornappo, Sella Zaulaca, Monte Maggiore. C'è un altro sentiero che sale su di qua. Noi però proseguiamo per la forestale più che altro perché voglio vedere le sorgenti del Cornappo. In tanti mi domandano se io mi organizzo le escursioni prima, se me le studio, se scelgo un percorso, se trovo delle tappe, delle cose da vedere, ma non serve! Vedete, basta andare in un luogo in maniera completamente casuale, domandare a qualcuno e si scoprono un sacco di cose. Cioè, adesso io qua tornerei almeno altre 3-4 volte perché ho visto 2 cascate, 3 escursioni, poi chissà cos'altro c'è che non ho ancora visto. Ah, e guardate, per quelli meno allenati che vogliono togliere 20 minuti di camminata, possono arrivare fino a questo punto, parcheggiare la macchina qua e proseguire per il sentiero a piedi. Ho sempre voluto farlo. Comunque volevo dirvi che ci sono un paio di guadi, quindi sappiate che se venite dopo che ha piovuto tanto potrebbe esserci difficoltà ad attraversare senza bagnarsi le scarpe. Però insomma al massimo uno si arrampica fin là, salta sui sassi e combina, no? Tac! Là leggo un cartello, voi forse non lo leggete, con scritto sorgenti, sì che lo leggete. E qua in realtà c'è il cartello di legno che mi dice che di qua c'è la camminata delle sorgenti. Quindi quel sentiero che ho snobbato prima probabilmente era un po' una scorciatoia che saliva su di qua. Dopo scendiamo da questa parte. Guardate cosa ho visto invece. Questa strada fa parte del Cammino Celeste, pazzesco, incredibile. Per chi non lo sapesse, il Cammino Celeste è un cammino che parte da Aquileia e arriva fino al monte Lussari, dove ci si lussa. Eccoci, siamo letteralmente sopra le sorgenti del Cornappo che scendono giù fino a incontrarsi col Torre.
Non per niente questa zona si chiama Alta Val Cornappo. Adesso sono le 10:20, siamo partiti alle 9 da Cornappo, 9:30 dal punto in cui si può parcheggiare, quindi ci abbiamo messo circa 1 ora e 20 o 50 minuti per quelli che partono più avanti. E non so quanto manchi a Montemaggiore. In realtà non ho tantissimo tempo stamattina perché non avevo programmato una lunga escursione, quindi andiamo avanti fino alle 11 e poi decidiamo. (10:36) e abbiamo svalicato. Qua però dice strada chiusa in 50 metri, vediamo se è vero. Sarà frenata la strada? Ma 50 metri li ho passati. Non era chiusa la strada, però forse ho capito. Cioè, vedete queste impronte? Questa zona deve essere pericolosa perché è abitata da uno pterodattilo. Bene, considerando che non lo posso ammaestrare perché ho finito i popcorn e che il sentiero per Montemaggiore sembra ancora parecchio lungo, per oggi mi ritengo soddisfatto. Abbiamo visto le sorgenti del Cornappo e abbiamo fatto una bellissima passeggiata, molto semplice, la consiglio, non è particolarmente pendente. Adesso torno indietro, proviamo a fare il sentiero del Cammino Celeste, quindi passiamo per il bosco. Torno giù anche perché ho fame. Per qualche misterioso motivo il ritorno è stato molto più rapido dell'andata. Siamo stati appena a 25 minuti a tornare fin qua. Adesso ancora 10 minuti siamo in paese e poi via a mangiare. Ci vediamo alla prossima escursione, probabilmente sarà un'altra cosa simile dato che saremo in zona arancione fino al 21. Quindi magari vi faccio vedere qualche posticino dove andare a camminare se siete fortunati e abitate in un piccolo paesino in questa zona. In ogni caso, grazie per aver guardato il video fino a qua, sono contentissimo che mi abbiate fatto compagnia e ci vediamo presto.